Io quando vidi per la prima volta la riproduzione di alcune opere di Veneziano ho creduto subito non solo in lui, ma ho creduto nella sua operazione artistica, nel suo talento, nel suo modo di osservare, di ironizzare, di presentare il personaggio. Penso che Veneziano sia sì un pittore, ma in realtà una parte importante, fondamentale del suo lavoro riguarda la capacità di suscitare o di innescare meccanismi di tipo mediatico. Come curatrice della mostra di Veneziano sono stata protagonista assieme a lui di diverse critiche negative. Oriana Fallaci decapitata, almeno sulla tela, come un ostaggio di al-Zarqawi. Se era una trovata pubblicitaria ha fatto centro, perché ancora prima dell'inaugurazione già si parla di American Beauty, la mostra del pittore Giuseppe Veneziano, che ha disegnato la giornalista italiana più famosa col collo mozzo e sanguinante. Veneziano ci dà un bel pugno nello stomaco, non usa mezzi termini, non va in giro a cercare scandali o scandaletti. Io direi che se la si vuole paragonare a Catalan ha superato il maestro, che a me non è che mi convince sempre. Da molti anni tutti lo sanno praticamente che non soltanto come talent scout, ma come ricercatore di immagini, di nuove proposte, ho accumulato una lunga esperienza e ho visto nell'opera di Veneziano e nella sua personalità un personaggio che poteva essere e doveva essere sicuramente una pedina molto importante per la stagione artistica che stiamo attraversando. È come se lui si fosse messo davanti a una televisione, man mano che passavano i simboli li selezionava. Quello era il simbolo che lui ha scelto ed era senz'altro il più forte. Questo è un artista. Se il Veneziano dovesse essere un personaggio di un noir non sarebbe né una vittima, né un detective, né un assassino, né un carnefice, né nulla di tutto ciò. Sarebbe una macchia, una sorta di spot. Una cosa schifosa che viene calpestata, perché lui è sostanzialmente un uomo di marciapiede che viene elevato a diventare improvvisamente, grazie al proprio straordinario talento, spot di se stesso. American Beauty perché fa riferimento appunto a quelle che sono le icone e i bersagli della società americana e nello stesso tempo però ne ripropone una lettura e un punto di vista critico. Quando ad esempio rappresenta le torture fatte sui prigionieri iracheni nella serie American Beauty, non fa che riproporre in un contesto elevato quale quello dell'arte contemporanea qualcosa che tutti hanno recepito. Riesce ad unire queste due matrici, diciamo, la fumettistica e quella e allo stesso tempo quella di tipo più provocatore e quindi mass mediale, che può per questo attirare anche un pubblico di non addetti ai lavori. Il nostro Veneziano si rifà a degli ottimi maestri, tra cui Pazienza, Scozzari, che qui vi mostro perché è anche uno delle mie icone. L'arte difficilmente ha pulsioni violente sul piano reale, può essere un veicolo di violenza, ma è una violenza di tipo astratto, è una violenza che va a toccare i significati e il pensiero.